Il torneo quest'anno raggiunge la sua 9ª edizione e vediamo un po' cosa ne pensa il presidente dell'UEFA, Michel Platini, che abbiamo intervistato oggi. Michel? L'edizione numero 9 del torneo di Novale è una cosa che io attendo con ansia, e tutta la UEFA. Sì, guarda, io ho visto la finale di ieri sera di Champions League contro il Bayern Monaco e Chelsea, ho detto dobbiamo fare qualcosa come il torneo di Novale, perché loro sì che sanno organizzarsi bene, fanno delle robe in grande, fanno grande finale con fuochi d'artificio e noi questo no. Noi non abbiamo i soldi, noi non possiamo fare robe di questo tipo, quando loro invece possono, perché loro hanno grandi capacità intellettive, mentali, fisiche, e noi invece non abbiamo neanche i panini onti fuori dallo stadio che può farli Filippo. E Filippo secondo me ha una grande presenza al torneo di Novale, e poi le patatine, hanno la birra, hanno anche le bevande, possono fare di tutto loro, non come noi non abbiamo niente per fare. Le faccio una domanda provocatoria. Riuscirà mai il torneo di Champions League a raggiungere la qualità un giorno del torneo di Novale? Oh no, questo è assolutamente impossibile. Noi penso a quello che la Champions ha fatto, che io ho fatto per la UEFA, ma niente di tutto questo riesce a comprendere anche una minima parte della qualità del torneo di Novale. E effettivamente loro sì, sanno organizzarlo, e poi li giocano giocatori che hanno un talento tecnico. Guardi, le dico solo un nome: Seidel è un grande campione, un grande talento. Io credo che gente del suo spessore come Larkin, come poi Andrea Bicego, Bise, Chicco Masiero, tutti grandi nomi che permettono che il grande torneo di Novale sia effettivamente grande. Un pronostico? Chi vince quest'anno? Io non riesco a dare una versione finale, non riesco a dire chi possa vincere quest'anno il torneo. Le squadre sono talmente forti e importanti, non riesco a dare un giudizio. Credo comunque che non vincerà l'US Ponte dei Nori, questo sicuro. Ringrazio il presidente dell'UEFA, Michel Platini, per la sua disponibilità. Arrivederci.